Quest'anno si stima che ammontino ad almeno 6 miliardi di euro le misure contro i rincari messe in campo dal governo Draghi per aiutare famiglie e imprese venete. Con il boom delle presenze turistiche, la ripresa degli investimenti, in particolare nel settore delle costruzioni, e il buon andamento delle esportazioni, le misure di contenimento dell'inflazione hanno garantito anche alla nostra regione, almeno finora, un ottimo risultato economico che pochi avevano previsto. A segnalarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Le famiglie e le imprese venete hanno ricevuto 6 miliardi di aiuti dal governo Draghi per contenere il caro prezzi. È una cifra importante che assieme alla ripresa del turismo, agli investimenti, in particolar modo nel settore delle costruzioni e all'export, hanno consentito all'economia veneta di riprendersi in misura importante. La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas e quella dell'IVA sul gas per usi civili, i crediti d'imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e il bonus da 200 euro hanno solo in parte però frenato il carovita, continua Zabeo, ma sono state determinanti per mantenere la spinta inflazionistica sotto la soglia del 10%. In vista del prossimo autunno però sono molte le nubi minacciose che si stanno addensando anche sul Veneto. Molto probabilmente entro la fine dell'anno la Germania scivolerà verso la recessione economica. Se ciò fosse confermato, questo avrà delle conseguenze negative anche per il nord-est. Ora dobbiamo sperare che dalle urne esca una maggioranza ampia e solida, in grado di esprimere un esecutivo autorevole che traghetti il paese fuori da questa situazione molto complicata.